14 anni di reclusione Massimiliano Mules, il 45enne che nell'aprile dello scorso anno ha stuprato una bambina di 11 anni a Mestre dopo averla pedinata mentre rientrava a casa. Ennesima vittima della strada lungo la Romea all'altezza di Campagnalupia, un morto nello scontro tra una macchina e un'autocisterna statale chiusa al traffico e lunghe code. Fatto con i sindaci della sanità, così è stato definito l'accordo programmatico in 10 punti siglato al Balbi tra il presidente del Veneto Stefani e i nuovi direttori delle ULSS venete, fondamentale la vicinanza ai cittadini. Dalle ATER alla municipalità fino alla sicurezza, l'intervista di Ferdinando Averino al Ring con il candidato sindaco Simone Venturini. Sono pronto per il confronto, ha detto. Fenice è finito nel mirino dei sindacati. Domenico Muti lascia l'incarico di consulente, manca la serenità che mi consente di lavorare, le sue parole. È il giorno dell'arrivo della fiamma paralimpica nel territorio veneziano, la staffetta prima a Mestre, poi a Venezia, sorrisi e commozione per il passaggio dei tedofoni. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli. In primo piano la cronaca: è stato condannato a 14 anni di reclusione Massimiliano Mules, il 45enne che nell'aprile dello scorso anno ha stuprato una bambina di 11 anni a Mestre dopo averla pedinata mentre rientrava a casa. Ha ammesso le sue responsabilità. Il Mules non ha contestato la responsabilità che gli viene contestata, ha però ridimensionato la sua posizione rispetto alla tesi del pubblico ministero che gli contestava delle aggravanti piuttosto pesanti. Su quelle il giudice deciderà. Dopo circa 3 ore il giudice ha condannato Massimiliano Mules, il 45enne che quasi un anno fa, ad aprile 2025, ha stuprato una ragazzina di 11 anni nell'androne della sua abitazione dopo averla pedinata, a 14 anni di reclusione. La procura ne aveva chiesti 14 e 6 mesi. Tra 90 giorni saranno depositati i motivi della sentenza e il legale di Mules deciderà come muoversi. Rigettata la richiesta di effettuare sull'imputato, accusato anche di altri stupri commessi in passato, la perizia psichiatrica. Avevamo chiesto di periziarlo dal punto di vista psichiatrico, la cosa purtroppo non aveva un appiglio documentale, quindi non è stata concessa. Mules, detenuto nel carcere di Gorizia, fu fermato la sera stessa della violenza da un carabiniere mentre vagava nei pressi della stazione di Mestre. Nella fuga aveva perso i documenti. In tribunale non sono mancati alcuni momenti di tensione da parte del papà della giovane vittima nei confronti del 45enne, entrambi presenti in aula. Mules, reo confesso, è consapevole della gravità del gesto commesso, motivo per cui ha chiesto nei mesi scorsi di essere preso in carico al centro di salute mentale. Il mio cliente è molto provato dalla situazione, comprendo che l'uomo della strada fatichi a comprendere anche questo fatto, però il procedimento interiore di rielaborazione dei fatti lo ha molto provato. Ennesimo incidente mortale poco dopo le 15:30 lungo la Romea nel tratto tra Lova di Campagnalupia e Rosara di Codevigo. Per cause in corso di accertamento, un'autocisterna e un'auto che procedeva in senso opposto si sono scontrate frontalmente. L'impatto è stato violentissimo. Una persona ha perso la vita sul colpo, un'altra è rimasta gravemente ferita e è stata trasportata in elicottero all'ospedale. Sul posto le ambulanze provenienti da Piove di Sacco e Dolo, oltre ai vigili del fuoco e i carabinieri. La statale è stata chiusa al traffico, pesanti le ripercussioni sulla viabilità con code chilometriche in entrambi le direzioni, sia verso Chioggia sia verso Venezia, con deviazioni del traffico all'altezza di Rosara e Lova. Patto con i sindaci della sanità, così è stato definito l'accordo programmatico in 10 punti siglato a Palazzo Balbi dal presidente della regione Veneto Alberto Stefani e tutti i nuovi direttori delle aziende sanitarie del Veneto. Fondamentale la vicinanza ai cittadini. L'abbiamo chiamato
fatto con i sindaci della salute e della sanità. 10 punti programmatici, quelli contenuti nel patto con i nuovi direttori e direttrici delle aziende sanitarie del Veneto ridefiniti sindaci della sanità. A Palazzo Balbi dunque la firma con tutti i neoeletti ed elette per siglare formalmente l'impegno che li aspetterà nei prossimi anni di dirigenza. Dalla promozione e il rafforzamento della telemedicina, dal rapporto tra ospedale e territorio agli ospedali di comunità, senza tralasciare l'attenzione all'umanizzazione delle cure, l'abbattimento delle liste d'attesa, l'avviamento di progetti di divulgazione per i cittadini e l'attenzione alla conciliazione vita-lavoro per il personale sanitario. Parla di sfida che integra diversi livelli e che guarda la complessità degli obiettivi il presidente Stefani, tenendo conto di un 11° importante punto, la vicinanza alle persone. Voglio che siano figure in mezzo alla gente, che ascoltino i cittadini, che sappiano anche dialogare con ciascuno di loro. È importante che i nuovi direttori generali siano in mezzo ai cittadini. Questo è il punto, principale, che poi spiega tutto il resto. Nessuna priorità, perché i 10 punti rappresentano 10 emergenze attuali e definiscono la nuova agenda programmatica della sanità regionale. Dobbiamo reingegnerizzare, come mi piace dire, il sistema sanitario regionale, in cui abbiamo una cintura di prossimità che è rappresentato dalle case di comunità, dagli ospedali di comunità che devono essere quella sorta di polmone nel momento in cui il paziente viene dimesso dall'ospedale per acuti e deve essere, riabilitato prima di essere consegnato a domicilio. L'ospedale come hub per i pazienti acuti, un sistema di comunità mediche dove poter gestire le cronicità e le degenze a lungo termine implementando l'assistenza domiciliare, concentrare nei centri di alta specializzazione le innovazioni degli strumenti. Dove la tecnologia deve essere concentrata in centri che hanno alto volume di attività, perché l'alto volume di attività vuol dire migliori outcome in termini di risultato delle cure sia chirurgiche che mediche, ma soprattutto questo permette poi di riuscire a dare sostenibilità al sistema. Un altro problema da affrontare è la mancanza di personale. Da un lato l'obiettivo è quello di investire sul welfare e sugli stipendi, dall'altro creare opportunità per i giovani specializzandi. Con questo bilancio destiniamo 4,5 milioni di euro al raddoppio dell'entità delle borse di specialità per i medici di medicina generale. Oggi, da quando approveremo il bilancio, loro guadagneranno tanto quanto gli altri specializzandi. ULSS 3 serenissima, Massimo Zuin fresco di nomina, festeggia la conclusione dei lavori della casa di comunità di Mira, priorità del suo mandato, implementare i rapporti tra ospedale e territorio. Io sono di Mira, sono nato a Mira e mi ricordo di aver sempre sentito parlare di questa casa della comunità, del distretto che mancava, che era insufficiente, quindi in questi giorni proprio abbiamo la conclusione dei lavori di questa casa di comunità e sembra quasi veramente un destino, di essere arrivato a dirigere questa azienda sanitaria. Neoeletto alla guida dell'ULSS 3 serenissima, Massimo Zuin festeggia già il primo traguardo, la conclusione della casa di comunità di Mira. Nella precedente veste di direttore dei servizi sociosanitari dell'azienda aveva seguito tutto l'iter dei lavori. Costruita con fondi PNRR per 2 milioni e un fondo regionale da 600.000 euro, la nuova casa di comunità andrà a sostituire e integrare l'attuale distretto di Villa Lenzi. Abbiamo aperto anche al Lido, quindi stiamo lavorando per rispettare i tempi entro giugno di tutti i progetti che abbiamo iniziato, che sono veramente tanti progetti, tante risorse nel nostro territorio. Io sono fiducioso che con l'aiuto di tutti, dai medici di medicina generale e i nostri professionisti che sono già impegnati ovviamente per attrezzare, per aprire queste case della comunità, affronteremo questa sfida che ci aspetta di legare sempre di più l'ospedale al territorio. Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, ha indicato l'ospedale dell'Angelo di Mestre come uno degli hub migliori d'Italia, standard che con la nuova amministrazione si intende mantenere anche con la nuova apertura dell'Angelino, hub più piccolo dell'ospedale principale. È una grande responsabilità, perché quando si raggiungono i vertici poi è difficile mantenere questi standard così elevati, però c'è una squadra veramente di professionisti di primissimo livello nel nostro ospedale e sono convinto che riusciremo a mantenere questi risultati. Zuin è stato direttore dei servizi sociosanitari dell'ULSS 3 Serenissima, laureato in scienze politiche, è stato
componente del tavolo permanente sul tema dell'amministratore di sostegno. È anche docente al master di secondo livello in architettura e salute allo UAV di Venezia. All'US 4 Veneto Orientale ritorna come direttore generale invece Carlo Bramezza, ex DG dell'ULS 7 Pedemontana, e ha ricoperto vari incarichi dirigenziali nel corso degli anni in diverse ULS. Dalle ATER alle municipalità fino alla sicurezza, l'intervista di Ferdinando Avarino al Ring con il candidato sindaco Simone Venturini. Parlamentari, insomma, ha un'agenda particolare, si sa benissimo che si lavorano alcune giornate, altre giornate sia nel territorio. L'amministratore è H24 7 su 7 e quindi il rinnovamento non c'è dall'altra parte, e al di là della brava persona che è appunto Martella, dietro ci sono le stesse facce della stagione che dal 2000 al 2014 ha in qualche modo retto le sorti della città. Un Simone Venturini a 360 gradi, pronto ad accettare le sfide di Venezia qualora diventassi sindaco, una città che dice conosce molto bene e che ha bisogno di una squadra giovane. Da attuale assessore comunale alla casa, tra le altre deleghe, ha le idee chiare sulla questione ATER. Il tema delle ATER è molto semplice, da tempo ho maturato. Chiuderle? No. Chiuderle nei comuni capoluogo. Perché non ha senso tenere una doppia struttura in cui nel comune capoluogo il comune ha già un ufficio casa, un ufficio restauri, fa già le assegnazioni, fa i bandi. Nei comuni piccoli dove c'è magari uno o due appartamenti dell'ATER non ha senso che il comune costituisca il suo. L'ATER ha senso nei comuni piccoli, nei comuni di provincia dove il comune stesso non ha interesse a costituire un suo ufficio o un suo dipartimento che si occupa di casa. Sulle municipalità invece spiega. All'epoca serviva una cura da cavallo. Il Comune di Venezia era un paziente morente che richiedeva un intervento forte, deciso, per salvare il paziente. Sai com'è il detto, il medico pietoso fa la piaga puzzolente. Se noi avessimo in qualche modo ignorato questo malessere, questo stato di malattia del paziente, il comune sarebbe morto. Siamo riusciti a risanarlo, a razionalizzarlo, a sistemarlo, e oggi c'è la possibilità, secondo me, nel prossimo mandato, avendo fatto questo lavoro prima, di dire: guarda, a ogni municipalità ti diamo un budget sulle manutenzioni e su alcuni temi, come può essere l'assegnazione degli spazi alle associazioni di volontariato o la sala auditorium, che è giusto che possa essere ridata vicino al territorio. Infine la sicurezza, che dice deve partire dalla certezza della pena. E poi c'è un tema di prevenzione su cui il comune è molto attivo, devo dire che forse è il più attivo comune nel nord Italia in termini di spesa e di risorse investite, sul tema del disagio giovanile, per evitare che ci siano fenomeni come le baby gang che vediamo essere presenti da altre parti. A Venezia questo oggi non c'è, per fortuna, e dall'altra parte anche per riqualificare urbanisticamente pezzi di città. E sulla disponibilità un confronto tra candidati dice... Un aspetto altro, sì. Sì, insomma, con gli altri candidati. Intendo sì, con Andrea Martella, ben volentieri. Va bene. Le municipalità tra i temi centrali della campagna elettorale veneziana, la coalizione Tutta la città insieme rilancia il ruolo del decentramento amministrativo come leva per riportare decisioni e servizi più vicini ai cittadini. Le municipalità di Mestre in particolare rappresentano 90.000 cittadini. È la terza città del Veneto, la quarta, Mestre la quarta, e quindi dobbiamo fare in maniera che la municipalità di Mestre rappresenti questa città. Secondo il sondaggio commissionato a Demetra, tra i 500 intervistati nel territorio comunale, di cui 200 residenti a Mestre Centro, Michele Boato risulterebbe in testa nelle preferenze per la presidenza di municipalità di Mestre Carpenedo, con il 48,3% dei consensi tra i mestrini coinvolti nell'indagine, rispetto al 22,7% di Raffaele Pasqualetto, attuale presidente uscente. Il candidato Michele Boato risulta al doppio dei sondaggi rispetto al presidente, cioè il 48%. Quindi insomma questo ci fa capire come è necessario che il Partito Democratico si metta a parlare con noi, perché abbiamo cercato l'interlocuzione, occorre alle municipalità che sono a turno unico andare assieme.
Un dato che, secondo la coalizione, confermerebbe l'apprezzamento per una linea politica orientata al rafforzamento delle municipalità con maggiori competenze su manutenzioni, sociale, scuola e sicurezza urbana. Le municipalità sono state azzerate da 10 anni, hanno tolto i soldi, hanno tolto i poteri, praticamente è una burletta, nel senso che tu dai ogni tanto dei pareri ma non vincolanti, per cui il comune sa che può benissimo anche fregarsene. Per Michele Boato le municipalità devono tornare. Ecco come. Vogliamo che una volta alla settimana uno dei quartieri di Mestre venga convocato e faccia delle assemblee, Viale San Marco, Carpenedo Bissuola, Mestre Centro, in maniera che la popolazione partecipi direttamente alle scelte politiche. E quindi dove verrebbero convocate queste assemblee, dove si riunirebbero? Allora, se è Carpenedo e Bissuola sarà al centro civico di Bissuola oppure al Lux di Carpenedo, se è Mestre Centro sarà al centro civico di Via Sernaglia o qui in Via Palazzo, se è Viale San Marco c'è un centro civico in Viale San Marco. Fenice è finito nel mirino dei sindacati. Domenico Muti lascia l'incarico di consulente e manca la serenità che mi consente di lavorare. Le sue parole, i sindacati invocano il dialogo con il sovrintendente. Nuove tensioni alla Fenice. Domenico Muti, manager culturale e figlio del maestro Riccardo, ha rassegnato le dimissioni dalla consulenza affidatagli solo pochi mesi fa. L'incarico da circa 30.000 euro l'anno prevedeva l'organizzazione di tournée internazionali per rilanciare l'attività del teatro, ma le polemiche sollevate dai sindacati sulle nuove consulenze volute dal sovrintendente Nicola Colabianchi hanno portato alla rottura. In una lettera Muti parla di un clima che non gli consentirebbe di lavorare con serenità e rinuncia anche ai compensi maturati. I sindacati hanno parlato di scelte non trasparenti, soprattutto in un momento in cui il welfare per i lavoratori risulta ancora bloccato. Le dimissioni del dottor Domenico Muti sono una testimonianza del clima che si è creato a causa di un atteggiamento assunto da parte del sovrintendente, che noi riteniamo l'unico vero responsabile di questa drammatica situazione, che di fatto non prende in considerazione le lavoratrici, i lavoratori e i sindacati. Basterebbe poco, basterebbe iniziare un percorso che sia condiviso e un percorso di estrema trasparenza. Ma Colabianchi respinge le accuse e denuncia un danno economico e strategico per la fondazione. Secondo le stime, le tournée giallo studio avrebbero potuto generare fino a 1 milione di euro per 3 anni, con progetti in Asia, Medio Oriente e Europa, ma i sindacati non arretrano. Non ci sono le condizioni per poter trovare una soluzione, salvo che il sovrintendente prenda atto che, andando avanti di questo passo, la situazione sarà via via sempre di più una situazione ingestibile e incontrollabile. Non ho mai usato armi. Il ladro più famoso d'Italia, il veneziano Vincenzo Pippino, ospite di Ferdinando Avarino al Ring, ha raccontato la sua vita. Perché non ha mai usato, non ha mai usato armi? Ma neanche toccare un derubato, perché c'è rapina impropria. Certo. Invece del furto paghi la rapina impropria. Quindi quando si è trovato faccia a faccia, lei è capitato, cosa ha fatto? A San Bettete qua, a Venezia, San Bettete, la contessa, siamo andati dentro, abbiamo fatto le nostre pulizie, sono portato giù 2 valigie piene, mentre stavo per uscire lei è entrata. E quindi? Chi è? Dico, non si preoccupi, siamo i ladri, signora. Ci fa bene, vadi via, va bene, arrivederci. E quindi non avete rubato nulla? Io ho portato le borse sopra, no. Un vero gentiluomo, l'Arsenio Lupin di Venezia, che lo ricorda anche un po' nel look. Il ladro più famoso d'Italia, Vincenzo Pippino, 83 anni, si è raccontato a Ring, con aneddoti singolari della sua, per così dire, attività, come quello di non aver mai utilizzato armi nei suoi colpi. E poi il famoso furto di un canaletto. Se l'hai tenuto in casa un mese? L'ho portato via, dopo, quando siamo venuti fuori, ho detto dov'è? Fabio il coso, ha detto qua, dammelo qua, mi arrangio io, e sono portato via, l'ho nascosto io a Roma e hanno fatto un casino alla Madonna, non volevano più, insomma, alla fine di tutte io faccio una telefonata a Falk. Cioè lei chiama in azienda? Pronto,
Dico, dottor Falche, come sta? Bene, sì. E lei? E io sono qua, dico, senta, ma lei che è un buon samaritano, ha fatto tanto del bene, glielo dia al museo che meno questo quadro appartenga alla cultura mondiale. Sì, ha ragione, che bello, mi piace quello che dice lei, sono un buon samaritano, lo regalo, lo vendo. Però una cosa non ha capito, che il quadro è mio e faccio quello che voglio, dice lui. E lei a quel punto dice, sì, sarà suo il quadro, però ce l'ho io in questo momento. E posso anche farlo a pezzettini. Sì, tanto so che lei non lo fa, che mi ha chiuso il telefono. Anche la conoscenza con Felice Maniero e la mala del Brenta. Ma ora, che cosa accadrà? L'ultimo furto? Quale? Che ultimo? Qual è l'ultimo furto? Quello di domani sicuramente. Ma lei che ha pensato tutti dei violenti, no? Vede tutte le immagini anche che noi mostriamo nei telegiornali, di questi che entrano. Sono disperati, questi qua non sono ladri. Quindi sono ancora più pericolosi. Ma certo, perché cosa vuoi fare? No, ti dico che noi, quando andavamo a rubare, non facevamo questi danni qua. È il giorno dell'arrivo della fiamma paralimpica nel territorio veneziano, la staffetta prima a Mestre, poi a Venezia, sorrisi e commozione per il passaggio dei tedofori. Ecco il passaggio della fiamma paralimpica portata tra le vie del centro di Mestre e salutata con calore e partecipazione dei cittadini. È il simbolo che raccoglie e unisce i popoli nel mondo. Nella speranza che ci sia cultura educativa, educazione e comportamento verso gli altri. È una base essenziale che accomuna l'essere umano su questa terra della quale siamo ospiti. Di adesso ci sono le Paralimpiadi. Sì, ma queste sono le migliori perché sono i ragazzi diversamente abili a questi giochi che ci danno le massime soddisfazioni, migliori forse qualcuna di quelli che abbiamo già visto. I 15 tedofori salutati con affetto dalla gente, tra mani tese e applausi sinceri. L'emozione dello sport che unisce tutti. Tra i tedofori Gianluca di Pellestrina, scelto per rappresentare il territorio. La sua commozione evidente parla più delle parole. Lo sport per me rappresenta un modo di esprimersi, è un parallelismo penso anche alla vita quotidiana, dove tutti i valori e il modo di comportarsi si rappresentano anche nello sport. A bordo strada famiglie intere come quella arrivata da Bergamo, nonna, genero e nipote, per sostenere uno dei loro atleti preferiti. Tanta emozione, mio nipote Pietro è autistico che è molto emozionato anche lui, è il numero 73, passerà fra un attimo. Un momento semplice ma vero, di quelli che restano. Le cadute sono tante, ma anche le risalite, rimettersi in piedi è una grande forza e loro danno uno stimolo in questo praticamente, quindi assolutamente essere qui è bellissimo per loro perché è anche per noi, per tutti, è una festa praticamente. Un minuto tranquillo Gianluca, capito? Sì. Ed è davvero tutto, ora la sigla, poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.